Wing Tsun Academy, che hanno varie sedi intorno all'Italia, e che sono sempre presenti non solo a insegnare un'arte marziale, ma io oserei a dire anche a questo punto, prima di parlare con loro, di mostrarci anche un modo di comunicare, un modo di vivere, e di sicuro i maestri qui sono d'accordo con anche questa visione. Parlo prima con Christian, giusto? Un po' della storia della vostra scuola, dell'Accademia, se mi puoi condividere un po'. Certamente, intanto buon pomeriggio, ringrazio per l'opportunità di essere qui in vostra trasmissione. Wing Tsun Academy nasce nel 1992, è fondata dal caposcuola Grandmaster Paul Tang e coadiuvato da Master Miriam Pons in qualità di responsabile europeo. La nostra accademia divulga attivamente da oltre 32 anni la disciplina Wing Tsun, disciplina che è stata originata appunto in Cina, nel sud della Cina, e da questo ha sempre mantenuto vigente viva la tradizione, mantenere viva la fiamma, e attraverso appunto non solo la divulgazione del metodo, ma anche attraverso poi la ricerca, perché il nostro caposcuola non solo comunque è un valido maestro, ma soprattutto un grande ricercatore. Ok, quindi è una disciplina comunque che è in sviluppo ancora, si può dire, anche nonostante tutta la storia, perché stavo leggendo che 1727 è nato questa disciplina della Kung Fu Wing Tsun. Magari Lucas ci puoi anche parlare un attimino della storia, perché sono affascinanti. Quando parliamo di Kung Fu, immaginiamo Bruce Lee, immaginiamo qualche canzone, l'autodifesa ovviamente è una disciplina per farci stare anche in forma. Come è nato questa disciplina e di quale paese? Immagino la Cina, o sbaglio? Sì, esatto. Allora abbiamo prevalentemente è arrivata sino a noi una leggenda, quindi una delle più importanti riscontri è appunto una leggenda che è arrivata da Ip Man. Ip Man è stato il maestro del suddetto Bruce Lee. Bruce Lee ha avuto come insegnante appunto Ip Man, di cui si sono anche narrate le gesta dal 2008 attraverso dei film che sono stati anche portati in Italia sui canali nostri italiani. E questa leggenda narra di una monaca chiamata Mui, che significa 5 fiori di pruno, ok? E questa monaca si dice fosse all'interno di uno dei templi di Shaolin, templi di Shaolin in cui si praticavano le arti marziali, in cui si praticano tuttora le arti marziali. Poi c'è questa leggenda narra che questo tempio, che si dice sia stato il tempio del sud, ad un certo punto è stato incendiato dal governo Qing, che era il governo a quel tempo usurpatore, chiamiamolo così, in Cina, quindi che non era molto ben voluto dal popolo. E mentre all'inizio tollerava i monasteri, ad un certo punto, essendo i monasteri diventati anche covo di persone che andavano dopo a formarsi per creare dei moti rivoluzionari, non gli stava molto simpatico, e ad un certo punto, dopo vari tentativi, si dice sia riuscito a dare al fuoco questo monastero insieme a tanti altri. Sempre la leggenda narra che si sono salvati i cinque venerabili, tra cui c'era appunto questa Mui, questa monaca, che a sua volta dopo un pellegrinaggio si è trovata a formare un'altra ragazza che era una certa Yin Wing Tsun, da dove dopo prende anche il nome la disciplina, che si dice abbia visto in difficoltà nel non voler sposare un uomo che le era stato promesso, ovvero lui la voleva in realtà questa ragazza, ma lei non voleva altrettanto. E quindi si dice che questa monaca, avendo visto la scena di questo prepotente che la voleva in sposa, decide di insegnare la sua disciplina, che era stata modificata nel tempo. Dopo anche là c'è un'altra parte di leggenda che si dice abbia visto un combattimento tra una gru e un serpente e l'abbia modificato a seconda. Vabbè, anche lì è tutto da vedere. Però sta di fatto che ha ottimizzato questa disciplina che ha imparato all'interno del tempio e l'ha portata a quello che è, non quello che è l'attuale Wing Tsun, ma comunque quello che era una
prima versione, diciamo, del Vinson, che è stato in evoluzione giustamente negli anni. E si sa per quale motivo queste arti marziali sono nate? È la difesa? Era per i guerrieri, diciamo, o era anche una camminata di vita, diciamo? Sicuramente all'inizio sì, perché sicuramente all'inizio parliamo della Cina, ma come tutto il resto del mondo, le arti marziali nascono per la guerra, fondamentalmente. Sì. Dopo, ad un certo punto, hanno cominciato a essere sviluppate anche a livello civile. Quindi all'inizio magari come tecniche da padroneggiare per ad esempio chi andava a fare i bodyguard, quello che è l'equivalente di bodyguard di adesso, e dopo pian pianino però si è portato anche a un concetto salutista. Ok. Probabilmente già all'inizio c'era questa parte, solo che è stata un po' nascosta perché gli interessava di più la parte attuativa, la parte di guerra, perché erano anche periodi di 3 stati combattenti, per intenderci, erano periodi molto, molto pesanti, no? Ad un certo punto appunto si è iniziato a creare una situazione di struttura a livello fisico e mentale, di miglioramento a livello fisico e mentale, e quella che è ad oggi, perché fortunatamente ad oggi, adesso purtroppo sentiamo in giro per il mondo guerre dappertutto, però fortunatamente nel nostro territorio ancora non abbiamo bisogno. Siamo fortunati. Siamo ancora in un contesto sì. relativamente tranquillo, anche se sentiamo di aggressioni, sentiamo soprattutto lato donne, aggressioni, femminicidi, sentiamo tante cose, però diciamo che nella media viviamo in una condizione relativamente tranquilla. Noi nel nostro settore, nel nostro campo, cerchiamo di operare in più modi. Operiamo ad esempio per quanto riguarda le donne, ma per quanto riguarda anche gli uomini, nel dare delle risorse per imparare a difendersi. D'altro canto però insegniamo anche la disciplina, quindi insegniamo sia ai giovani sia ai meno giovani, insegniamo quelle che sono le tradizioni centenarie o millenarie, perché comunque il Kung Fu va molto più indietro negli anni rispetto alla nascita del Vinzo, che portino a un miglioramento anche della società, perché è quello l'importante, no? In una società migliore non si dovrebbe aver bisogno di difendersi fondamentalmente. No, certo, okay? certo. Poi questa visione un po' un'utopia. Proprio. È un po' un'utopia, cioè, però come diceva Confucio, che è stato uno dei fondatori di una delle 3 filosofie grandi che rappresentano la Cina, quindi il confucianesimo, il taoismo e il buddismo, questo è anche l'arduo compito di un gentiluomo, diceva, nel senso che anche se un'azione è molto difficile da compiere, comunque noi nel nostro piccolo abbiamo il dovere di provare a portare del nostro per migliorare la società, altrimenti cosa siamo qui a fare? No, sono assolutamente d'accordo, perché io parto anche dal punto di vista di un pacifista, quindi la violenza è una cosa che odio, che eviterei a tutti i costi, però non tolgo anche il diritto di difendersi, di trovarsi anche se raramente, per fortuna, nella nostra cultura, nella nostra parte del mondo, ma di saper agire a certe brutte momenti che possono accadere. C'è comunque in questi momenti l'emozione forti, le reazioni di istinto che prendono anche guida della nostra testa e dei nostri corpi. In quale modo possono aiutarci a affrontare questi momenti difficili e, ripeto, che rari che sono per fortuna da noi? Com'è l'approccio non solo di insegnare le mosse, ma anche di insegnare un modo di pensare, affrontare le situazioni? Diciamo che una cosa che ho notato negli anni è che se tu hai una sicurezza, una padronanza, una consapevolezza di te stesso a livello fisico e mentale, quindi saper di poter utilizzare determinate, chiamiamole tecniche, perché sono delle tecniche, per poter uscire da una situazione di aggressione, e quindi sai di poterti difendere e sei consapevole di poterlo fare, anche a livello mentale sei molto più sereno. Tante volte quello che vediamo come la classica rissa che succede tra uomini è dovuta fondamentalmente a una mancanza, non autostima, nel senso che tu sei insicuro e quindi 2 insicuri cosa fanno? Sono 2 fuochi che si attizzano uno con l'altro, a differenza di quello che succede nelle aggressioni lato donna. Chiaramente là ci sono dei contesti un po' differenti, però questo, e avendo la consapevolezza, infatti tante volte mi chiedono, e ci chiedono anche a noi come insegnanti,
insegnanti, non maestri, cosa molto, molto positiva da specificare. E infatti ero insicuro cosa scrivere anche nei titoli televisivi, maestre no, insegnanti SIFU diciamo è a due traduzioni a seconda di due ideogrammi che si utilizzano, sono due ideogrammi. Uno è una specifica tecnica, quindi uno è proprio un grado tecnico di insegnante, l'altro invece molto più filosofico è quello di padre marziale, quello di una sorta di tutore per un allievo, per un discepolo, ok? Quindi ha due significati fondamentalmente. E, tornando al nostro discorso, quello che stavo dicendo è che appunto avendo la consapevolezza, lo vedo proprio, che ci chiedono anche a noi, ma quante volte vi siete dovuti difendere voi? Sì. Zero. Perché? Perché anche in primis questo, in secondo luogo accresci quella che è una consapevolezza situazionale, oltre che una consapevolezza cinestesica, cioè della situazione in cui ti trovi. Cinestesica è una consapevolezza del tuo corpo, di quello che puoi fare. Situazionale è nella situazione in cui trovi. E questo che diciamo sempre anche alle donne con cui facciamo i corsi, è molto importante prevenire. Quindi sapere dove potenzialmente ti possono aggredire, sapere, ok? E anche saper gestire la tua mente per fare in modo di non cascare in una trappola di aggressione. Cioè, se una persona ti aggredisce verbalmente, è inutile che anche tu vai verbalmente, perché fuoco su fuoco, il fuoco divampa. Cerca di toglierti dalla situazione senza combattere, perché ci sono certe situazioni appunto che percepisci che c'è una minaccia potenziale, no? E quindi per diffusare, si può dire diffusare proprio la situazione, per togliere un punto questo potenziale di escalare in una situazione di violenza, di non voluto. C'è un modo di percepisci e magari evitare certe mosse, certe cose in un racconto molto banale, però non è così banale, tra io e mio cugino, uno che arriva in una situazione, non si presta tanto attenzione alle cose, alle persone e si è trovato in qualche difficoltà nelle grandi città. Io forse ho una sensazione un po' diversa, capisco un po' o percepisco le cose che stanno succedendo intorno, avere una visione della periferia anche delle cose. Questo fa parte del vostro insegnamento, sì. Certamente, sia a livello fisico, attraverso lo sviluppo di quella che è la visione periferica, quindi non guardare solamente frontalmente, ma anche guardare, non dico dietro, però comunque a 180 gradi, e quella che è una percezione anche delle sensazioni che possono accadere. Ad esempio, una cosa che dico sempre a tutte, nei corsi di difesa donna, ma anche agli allievi quando insegniamo la disciplina tradizionale del Wing Tsun: se state camminando, che siete in un contesto dove siete da soli, magari di sera eccetera, il telefono lasciatelo in tasca, non state a camminare con il telefono puntato, perché è la prima cosa che vi toglie l'attenzione. Cioè, ti arriva uno da una stradina periferica, voi state lì a guardare i messaggini, questo vi prende dal laterale o da dietro. Cioè, dobbiamo stare molto attenti a queste distrazioni. Purtroppo siamo invasi di distrazioni, sia quando camminiamo, sia anche quando non ce ne accorgiamo, siamo sempre invasi da distrazioni. Quindi non è una disciplina che solo che ti tiene in forma, ma anche ti aiuta la testa, ti toglie anche i cellulari, ma diciamo che quelli sono più che altro consigli. La disciplina in realtà non è che ti dice togli il cellulare, sono consigli generali che vanno bene a tutti. Dovrebbero essere consigli di buon senso, più che altro, anche per il fatto di non rimanere sempre piantati sul cellulare, proprio anche a livello di nostro sviluppo mentale, perché si è visto ad esempio che, essendo continuamente bombardati da informazioni veloci al cellulare, anche a livello di assorbire le informazioni ed elaborare la parte del cervello sta molto diminuendo, che è un grosso problema soprattutto per i giovani, anche per noi che abbiamo una certa età, ma soprattutto per i giovani è un grosso problema, perché dopo i giovani di oggi saranno quelli che dopo un domani magari ci cureranno agli ospedali, o saranno quelli che faranno la politica un domani. Dobbiamo anche un po' ricordarci che i giovani di oggi saranno il futuro di domani, quindi bisogna un attimo stare attenti a farli crescere in maniera quantomeno opportuna. E chiedo, magari partendo da Christian, come vi siete avvicinati voi a questo mondo? Allora, parlo per la mia esperienza. Io sin da giovane, quindi da adolescente, sempre affascinato dai film di arti marziali, soprattutto da questi grandi esperti
di Kung Fu, dove comunque dimostravano capacità tecniche di un certo livello, ma soprattutto una rigorosità, un rispetto degli uni verso gli altri, che mi ha fatto capire cosa sia anche una via maestra. In seguito ho fatto dei percorsi finché io lo chiamo anche il destino, ma soprattutto karma. Ho incontrato il mio padre marziale, quindi Grandmaster Poltan. Ebbi l'occasione di conoscerlo, dove comunque non solo mi diede modo di avvicinarmi alla disciplina Wing, ma soprattutto di capire cosa significa avvicinarsi a un contesto appunto di insegnante e allievo, quindi anche il capire dove mi trovavo, il contesto, il fare i miei primi passi, quindi anche con la posizione appunto iniziale, di apertura e chiusura, quindi la pazienza, il tempo e anche la dedizione, che sono elementi essenziali per capire dove anche comunque voglio prospettarmi. Viviamo oggi in una società purtroppo dove si tende erroneamente a pensare di avere tutto subito, ed è sbagliato. Questo è quello che abbiamo imparato, ma parlo anche per mio fratello marziale Luca. Noi abbiamo assimilato il concetto della pazienza, perseveranza e costanza. Wow, questi sono concetti veramente importanti che appunto stiamo perdendo magari un po' la visione, anche diciamo nelle istituzioni scolastiche più tradizionali, di mantenere un rispetto per il maestro, per l'insegnante, e di coltivare la pazienza che un tempo era un po' non voglio dire scontato, ma prima dei cellulari e dell'internet, che è un forza anche per il bene, per il buono. L'internet veramente porta delle cose interessanti, anche nel campo di AI secondo me ci sono cose positive, ma questo bilancio tra il pericolo a giorni di oggi è soprattutto per i giovani, perché quello che fate è rivolto spesso agli adulti, giusto? Anche alle donne, ma anche per i giovani. Che tipo di attività vi fa fare questo a questi giovani a giorni di oggi? Sì, diciamo che come disciplina è indirizzata mediamente dai 10 anni in su. Più piccoli abbiamo avuto e abbiamo provato in passato a sviluppare anche dei corsi di Kung Fu Junior, quindi per i più piccoli, però il Wing Chun in sé come disciplina, come diciamo parte del Kung Fu, perché Kung Fu in realtà, adesso apro una piccola parentesi, Kung Fu significa, tante volte viene interpretato come il mondo delle arti marziali, no? In realtà Kung Fu significa raggiungere un'abilità, raggiungere una maestria, una perfezione attraverso la pratica. Questo è Kung Fu, ok? Quindi anche uno spazzino, anche un neturbino per intenderci, che fa del suo mestiere con passione, lo fa con passione, pian pianino raggiunge il Kung Fu. Ok, quindi Kung Fu significa quello. E tornando a noi, è molto importante per i giovani, però il Wing Chun in sé è molto scientifico come disciplina, non è fatto da salti in alto, capriole, e soprattutto non abbiamo un contesto di gare. E questo chiaramente per i ragazzini fino ai 10 anni è un qualcosa in più. Ma direi che è molto meglio, perché quando io vedo, io ho una figlia di 11 anni, e quando vedo ragazzi giovani in concorrenza, in competizione forte in una disciplina, bene che sono impegnate, dall'altro lato non so se è proprio il meglio. È giusto coltivare le passioni, e anche sì un po' di competizione, giusto, ma non troppo. Sì, diciamo che siamo, come hai accennato tu con la scuola, siamo in una società altamente competitiva, che già dalle scuole ti mettono questa tensione competitiva di dover primeggiare, no? Dopo, da quello che vedo, anche i genitori a volte sono più competitivi dei figli, ci tengono anche di più. Bisogna un po' trovare un equilibrio, un po' come con la tecnologia che dicevi prima, la tecnologia, internet, intelligenza artificiale, sono tutte cose molto positive, ma devono rimanere degli strumenti che noi utilizziamo, non degli strumenti che utilizzano noi. Sì, esatto. È sempre quello il difficile da tenere, questo equilibrio, come tutto nella vita. L'equilibrio nella vita è la miglior cosa. È un po' come quando passi da un momento di troppo up a un momento di troppo down. È sempre opportuno stare nel mezzo, ok? Questo non vuol dire non gioire delle proprie riuscite, ok? Ma trovare sempre una forma di equilibrio, perché più in alto si va e più dopo la caduta è pesante, quindi sempre trovare una forma di
soddisfazione interiore, eccetera, eccetera. Gioire, essere contenti di quello che si è fatto, ma sempre rimanere equilibrio, perché è molto importante, perché vedi un sacco di persone, anche appunto giovani o meno giovani, che passano da momenti di estasi a momenti di depressione, cioè sì, è un continuo una montagna russa. Sì, è una proprio, continua sì, montagna sì, russa. sì. E io sarei curioso di capire esattamente come funziona, ma una finestra su come funziona. Per esempio, quando entrate nelle amministrative comunali, che so che lavorate con loro, è soltanto per la via dell'autodifesa o dà alle persone anche certe cose in più? Immagino che sia una attività che riunisce proprio anche persone che lavorano negli stessi uffici, nelle stesse aziende. Quali sono i risultati personali che vedete nelle persone? Diciamo che attraverso un percorso formativo continuativo si possono avere delle evoluzioni anche sotto il profilo sociale comunicativo, ok? Chiaramente quella è una cosa che ci vuole del tempo, è una cosa che ci vuole veramente, perché purtroppo, come ho detto prima, viviamo in una società sempre più volata. Noi pensiamo di essere sempre più vicini perché abbiamo i social, in realtà non siamo mai stati più distanti, certo, sì, dei giorni d'oggi, ok? Come persone, come umanità. A volte vedo incidenti che succedono, la persona non va più a soccorrere l'altra persona che magari ha subito un incidente o un malore, eccetera, ma va a fare il video o fa la foto e scrive su Facebook: ho visto questo che ha fatto un incidente, cosa posso fare? Cioè, siamo veramente a dei livelli molto molto distaccati. E quello che noi possiamo fare, chiaramente all'inizio della formazione di una persona c'è la parte pratica, perché chiaramente già lì dover trasformare il proprio modo di muoversi da una camminata normale, per intenderci, a un modo di muoversi completamente differente. Adesso chiaramente non possiamo far vedere qua le basi della disciplina, certo, ma comunque sì, è un modo di muoversi differente e ci vuole il suo tempo, e già là è abbastanza un caos. Però dopo un po' che questa persona comincia a prendere un po' di confidenza con la parte tecnica, allora cerchiamo di dare degli spunti. Ripeto, sono spunti, non siamo qui a forzare le persone a cambiare. Cerchiamo di dare la nostra visione delle cose, che è stata a nostra volta data dal nostro maestro, e viene data anche adesso chiaramente dal nostro maestro, e cerchiamo di portare avanti questa, chiamiamola, filosofia di vita, ok? Senza forzare nessuno, chiaramente. Non puoi forzare, anzi se forzi fai peggio. Quindi non è che possiamo dire comportati così. Diamo delle linee nostre di come sarebbe opportuno comportarsi. Cerchiamo di dare dei consigli, ecco, quello possiamo fare. È giusto anche notare che non siamo mai stati in un mondo della storia umana più pacifica dell'ora, nonostante le guerre che succedono purtroppo, e vediamo i titoli se uno segue le notizie di stampa, la televisione ogni giorno. Io personalmente non lo faccio, cioè faccio qualche giorno di stop news, no? Però a me piace, sto arrivando anche a un famoso detto, quello del se hai problemi con i vicini di casa, è un piccolo metaforo per la guerra. Cioè uno non può dire come mai abbiamo tutto questa guerra nel mondo, e poi iniziare a litigare con il suo vicino di casa, e quindi questa cosa qui la trovo molto interessante nella filosofia, nella spiritualità, se si può dirlo, senza entrare in religione, che non è proprio quello, giusto? Sì, è quello che dico sempre, anche quando la gente si lamenta ad esempio di politici. Parliamo un po' così, ok? Quello è, a volte si dice in maniera sconsiderata, quello è un ladro, quello è una brutta persona, un lestofante, eccetera, eccetera. Sì, ma ricordiamoci che chi è in politica, a parte il fatto che comunque, ha una certa propensione per certe cose, ma comunque fa parte della società. Sì, esatto. Quindi, noi dovremmo essere proprio entusiasti dei politici. Un politico è la rappresentazione della società. Quindi della politica. Sì, ma se la politica è in uno stato di come si trova oggi, ok? Vuol dire che anche la società è come si trova oggi. Cioè è una rappresentazione della società. Hai assolutamente ragione. Quindi se la società, anche questa è una cosa abbastanza utopica, se la società migliora, di conseguenza anche i politici possono migliorare. Politici, per fare un esempio, lo stesso è per la guerra. La guerra avviene perché? Perché, a parte interessi economici, meri interessi economici, perché potere, alla fine tutto quello che ci gira intorno arriva da quello. Potere, interessi economici, sempre là andiamo. Ma anche là, se ci si parlasse,
Se ci fosse un dialogo, non ci sì, sarebbero guai. esatto. Basterebbe un dialogo. E il problema è che ognuno vuole fare il galletto e quello dicevo prima, fuoco porta fuoco. Esatto. Invece bisognerebbe trovare una situazione di equilibrio, capire che siamo tutti sullo stesso pianeta ed è inutile che vadano tanto a dire, piccola parentesi, sì. andate via con le bici elettriche e dopo fanno esplodere centinaia, migliaia di bombe al giorno. Cioè, sì, assolutamente. fa un po' sorridere perché alla fine il pallone, il contenitore è sempre quello. Sì. Ma andando un po' nel personale, voi avete anche dei lavori vostri, anche cosa fate nella vita oltre a questo? Beh, io sono programmatore informatico, quindi sono anche del settore tra web, social, intelligenza artificiale, per quello conosco anche i rischi, sì. Perché essendoci dentro so cosa possono o non possono fare certe tecnologie e quindi conosco anche i rischi che possono portare. Sì, assolutamente sì. Ed è molto importante che questo viene insegnato nelle scuole, cioè a giorno di oggi più informazioni che possiamo avere per i nostri figli sull'informatica, i pericoli insieme con tutte le cose positive, assolutamente sì. E Christian, cosa fai nella vita oltre a questa strada? Allora, io sono impiegato in un'azienda e anche se in realtà il Vinson rappresenta per me la mia professione, perché è proprio professare, cioè proprio ciò che appunto per me è la mia massima aspirazione. Perché comunque ciò che faccio durante la giornata mi dà la possibilità di mantenermi, chiaramente. Quindi c'è la disciplina che ho avuto l'onore di poter appunto avvicinarmi inizialmente, poi di praticare e poi di fare anche il mio percorso poi per diventare istruttore e dopo insegnante, da modo intanto di far conoscere quello che è il sistema, ma soprattutto anche parlando anche di società, di far capire che non è soltanto un costrutto di tecniche, movimenti e quant'altro, ma soprattutto anche di confronto, di sapersi porre in maniera adeguata, di mantenere anche una certa anche etica. Ad esempio, noto anche una banalità: quando si va anche a chiedere un'informazione, molto spesso le persone chiedono senza magari con cortesia, basterebbe un prego, gentilmente, sì. Basta poco. Venendo dall'Inghilterra io ho una malattia proprio per queste cortesie, cioè sempre please, sempre thank you, cioè non finiscono mai in Inghilterra, però sì, è giusto, io anche abbraccio appieno questa visione. E volevo anche chiedere, negli ultimi paio di minuti che abbiamo disponibile, questa disciplina è una camminata della vita, nel senso è un completo tenersi in forma, tranquillizzare la mente, c'è anche la dieta, cioè voi fate il camminata di questa Wing Sung al pieno? Raccontami un po' com'è. Personalmente sì, personalmente è diciamo una crescita completa a 360 gradi, quindi a livello fisico, a livello mentale, a livello di equilibrio nel prendere decisioni, e dopo è un continuo mettersi in gioco, cioè non ci si pensa mai arrivati, nel senso che comunque il raggiungimento di questa perfezione, se vogliamo, di questo Kung Fu è un continuo lavorare su se stessi a livello fisico, a livello mentale, a livello di stare nella società, di vivere, di sbagliare, tornare in su, perseverare sulle cose. Perseveranza è una parola molto importante che ha detto prima Sifu Baggio, è un concetto importantissimo la perseveranza. Infatti anche a qualche allievo che ogni tanto non passa l'esame, ad esempio nei nostri gradi, noi facciamo, che è normale, no? Facciamo dei gradi tecnici, abbiamo che noi la nostra fascia, i nostri gradi, e un allievo che non passa l'esame dico: ringrazia di non essere passato, perché è più importante a volte non passare un esame che passarlo, perché da là vedi se hai la perseveranza di dire non sono ancora pronto e devo continuare fino a raggiungere quell'obiettivo. Queste situazioni, e non è l'obiettivo in sé, dopo quando raggiungi la fascetta, sì, ok, sei contento, ma non è quello, è la reazione che tu hai avuto a quell'abbattimento che non sei passato all'esame, quello è l'importante. Molto importante. Noi siamo in chiusura adesso, con qualche secondo ancora. Grazie mille Christian e Luca. Wing Tsun Academy vi aspetta online, una ricerca di sicuro vi porterà. Buon fine settimana a tutti quanti, ci risentiamo presto, ciao for now.